Axinet alla presentazione del libro La tigre e il drone di Carlo Pizzati. Carlo Pizzati è docente universitario, autore di libri di narrativa e saggistica, sceneggiatore per il cinema, autore per la TV, vive poco lontano da un villaggio di pescatori in India, lavorando ai suoi libri e scrivendo di Asia per la stampa, ha scritto per altre famosissime e importantissime testate nazionali e ha una vita da cittadino del mondo, se me lo consente, e ne ha passato una parte però anche qui a Valdagno. E la sua ultima opera è proprio il saggio che presentiamo questa sera. Saggio che è edito da Marsilio, editore di Venezia, anche questo forse un segno, città forse tra le più orientali che ci sono in Italia. Orientale però adesso con mille virgolette, perché se avete già letto il libro sapete che ci sono tutta una serie di premesse da fare, ma insomma in questo caso penso si possa dire, visto che da veneziani sappiamo di cosa stiamo parlando, più o meno. La tigre e il drone è il racconto dell'India di oggi, prendo le sue parole, come teatro di prova del nostro prossimo futuro, punto d'incontro tra storia millenaria e presente in accelerazione. È un libro che sorvola le infinite distanze del subcontinente indiano, arrivando fino al Giappone, ma che è contemporaneamente in grado di scendere al più piccolo particolare. È una sorta di mappa della vita, dei luoghi, dei tempi che accadono e che danno la forma a quei luoghi, a quei tempi, a quella vita. È una mappa anche per noi che dobbiamo iniziare a smettere di considerare quei tempi, quei luoghi e quella vita molto lontani, che sono più vicini di quello che sembrano, non tanto per un fattore di globalizzazione, come si dice spesso, ma proprio per un fattore di spirito del tempo. Prima di cominciare e di lasciare la parola, alcune brevi informazioni di servizio che vi devo dare dal punto di vista della privacy, nel senso che, come avete potuto notare, è tutto su prenotazione, però queste prenotazioni sono conservate solo per 15 giorni e restano a disposizione dell'autorità sanitaria e poi vengono distrutte. Lo stesso succede con i numeri di telefono, che non vengono conservati né registrati in nessuna banca dati, e quindi la normativa da questo punto di vista della tutela viene rispettata completamente. Dal lato nostro, invece a noi, quando saremo pubblico, è richiesto di tenere sempre la mascherina anche durante l'evento, soprattutto anche uscendo alla fine. E dopo l'intervento di Carlo il pubblico potrà fare delle domande o commenti e intervenire senza microfono, non ci sarà il microfono come si poteva fare una volta, perché deve essere appunto rispettato il protocollo. E vi raccomandiamo di mantenere le distanze sia durante il momento delle dediche alla fine che uscendo dalla sala. Voglio poi ricordare Amer, lo sponsor di questa sera, nella persona del signor Francesco Battistella, che è sempre sensibile agli eventi culturali e ci aiuta ad organizzare questi incontri. E vi informo poi che all'entrata della sala sono in vendita le copie del libro, eccolo qui, che sono messe a disposizione della Libreria De Franceschi, che è un altro nostro partner fondamentale. Fondamentale perché, come sapete, le nostre serate portano il nome di Un libro in rete, proprio perché il libro come oggetto si trasforma qui, grazie anche a voi che presenziate, o meglio che partecipate, perché è sempre uno scambio attivo. Ecco, questa trasformazione in qualcosa di più trascende il supporto fisico del libro in sé e diventa la fonte dei legami, quello che poi il Guangxi alla fine è. Vi avviso quindi che per chi desidera essere informato sui nostri prossimi eventi è possibile compilare la scheda che trova sempre in entrata, oppure ci si può iscrivere attraverso il nostro sito web per continuare appunto ad alimentare ed espandere la nostra rete. Nel ringraziare infine, e concludo, l'amministrazione comunale di Valdagno che ci ospita, do la parola all'assessore Michele Cocco che fa il saluto dell'amministrazione e ci lascia un suo pensiero sul libro. Ecco, grazie mille, buona serata. Grazie molte.
principalmente il saluto, il pensiero sul libro sarebbe probabilmente eccessivo. No, porto volentieri il saluto del sindaco e dell'amministrazione comunale a tutti voi, a Guanxi, Amer e tutti i partner di questo evento, ma soprattutto ovviamente al protagonista, cioè a Carlo Pizzati, che non ho il piacere di conoscere personalmente, ma di cui sono lettore e che ovviamente conosco per la sua storia biografica e soprattutto per le cose che ci scrive. Approfitto anche per salutare Tisciani Doshi, che è in sala, che è una scrittrice di grande rilievo. Ho letto il suo libro, tra l'altro, quest'estate, che è stato presentato a Valdagno, quindi mi fa piacere sia ovviamente presente, mi pare giusto ricordare. Cerco di essere brevissimo, penso che il libro di stasera sia davvero particolare, ecco, per me anche in parte emozionante, l'ho letto con davvero grande piacere. Noto sempre anche in questo libro che Carlo Pizzati, come dire, porta il suo amore per Valdagno e cita spesso insomma, il suo amore per Valdagno. Il libro parla di identità, quindi non voglio entrare nel tema di quanto Valdagno sia nell'identità di Carlo Pizzati, non è oggetto di questa serata, ma si capisce che un rapporto con Valdagno c'è e quindi porta con sé Valdagno e porta un po' di Valdagno nel mondo, e quindi questo a noi amministratori ovviamente fa piacere e lo ringraziamo ulteriormente. E sul libro, sì, un piccolissimo pensiero, ecco. È un libro che io ho letto e che ho trovato, per la mia esperienza personale, permettetemi così la battuta, quasi deprimente. Io vengo per ragioni personali da diverse letture sull'Asia, romanzi, film, un paio di viaggi, e insomma, uno pensa di saperne qualcosa, poi ti trovi di fronte il libro di Carlo Pizzati e capisci che dell'Asia non hai colto praticamente nulla, se non proprio l'aspetto più superficiale, e quindi da questo punto di vista è, se vogliamo, deprimente per le proprie esperienze, almeno per le mie esperienze personali, ma è anche un invito invece a cercare di approfondire questo mondo complesso e le contraddizioni che, sempre per usare un po' di luoghi comuni, insomma, ma che poi sono anche reali, l'Asia si porta dietro. Ecco, però al di là di questo io l'ho trovato veramente un libro straordinariamente ricco, lo dico davvero con grande sincerità. Ho letto altri libri anche di saggistica recenti sul rapporto Oriente-Occidente, sarò sincero, non c'è paragone, e quindi davvero credo che Carlo Pizzati abbia fatto un lavoro che io credo aiuti un po' tutti noi a capire qualcosa in più di quell'affascinante e complessissimo mondo. È un libro che tra l'altro riesce a tenere insieme una visione, diciamo, quantitativamente estesa, come diceva anche Alberto, mi pare, ma allo stesso tempo molto in profondità nelle questioni, nelle emozioni, nelle situazioni che riesce a cogliere, in alcuni momenti anche del tutto per me impreviste e sconosciute. Quindi non posso che ringraziarlo, mi fermo qua e lascio a tutti voi quella che penso sarà una bellissima serata. Grazie. Grazie Michele, grazie Alberto. Grazie mille a voi, ma anche per la concisione, grazie, perché siamo riusciti, e io invece purtroppo non sarò conciso nel parlarvi di questo libro deprimente questa sera, perché voglio iniziare leggendovi una parte del libro, così si capisce subito il tono, e poi parlarvene, raccontarvelo un pochino. E non vorrei parlare troppo, perché vorrei... Intanto mi sentite anche senza il microfono, guarda, penso. Non vorrei parlare troppo perché vorrei lasciare molto spazio a voi di fare domande, perché la parte che a me interessa di più è quella delle domande, cioè quando possiamo aprire un dialogo e sentire come voi rispondete al libro. Però prima di cominciare a leggere, intanto voglio bere un po' d'acqua, giuro che non c'è grappa. E poi vorrei chiedervi, mia moglie ruba un po' d'acqua per sé, di un applauso per voi che siete qua stasera, perché non è una condizione normale.
lo sappiamo benissimo, forse sarà l'ultimo evento per un po'. Siete venuti lo stesso, è un affetto che mi dimostrate, del quale io sono molto molto grato, che voi siate qua questa sera. Non è la prima occasione, occasioni come queste ce ne sono state in passato, nel mio caso più di una. Abbiamo iniziato a parlare di America Latina qui 20 anni fa, con il Guancinet, che non si chiamava ancora così, con Maurizio Martini, che è ringraziato nel libro. Sono occasioni fondanti e importanti per me, ve lo dico col cuore, e però vorrei che vi faceste un applauso per essere qua questa sera. Bravi e grazie. Grazie di essere qua. Perché... E adesso, dopo che vi siete applauditi, vi parlo di questo libro che è un viaggio in Asia, che inizia in un paesino dell'Indonesia e finisce passando per là l'India, la Corea, Hong Kong, in Giappone. Vi leggo come inizia questo libro, perché racchiude questa lettura le tematiche che riguardano le 442 pagine del libro. Questa è la storia di una dea bella che scivolò nel mare da una stella. È l'alba e Pardin esce a pescare. Non è che ci siano tante alternative, è il suo mestiere. Da solo, come sempre, ma preferisce così. È ancora distratto dall'eclissi solare che il giorno prima ha offuscato l'arcipelago indonesiano di Sulawesi. Ha 21 anni, ma si sente già adulto. Per questo oggi si è spinto così lontano tra le acque dell'isola di Bangai. Sta fissando sopra pensiero il mare quando qualcosa richiama la sua attenzione tra il luccichio della superficie. Non sembra un delfino, troppo immobile, ma nemmeno un tronco, troppo lucido. Pardin si avvicina. Potrebbe essere un corpo, ha una forma umana, ma come fa a galleggiare così? Si accosta all'oggetto, vede che ha braccia, gambe, una testa. Ehi! Prova a gridare, ma niente. Che sia morto? Si muove? Respira? O sono solo le onde a farlo credere? Forse è un po' gonfio, come succede agli annegati. Ora gli sembra invece una bambola, ma è troppo grande. L'afferra e la porta a bordo. È longilinea, ma è alta come sua madre che lo aspetta a casa. Che occhi verdi, sembra stia piangendo. Sono lacrime o gocce di mare? È un dono dell'eclissi, pensa Pardin, mentre lascia sgocciolare la bambola appoggiandola a prua. Poi punta la barchetta a sud-ovest verso il suo villaggio. A Pardin sembra che quella bambola, così oscenamente nuda, lo stia guardando. Ha seni abbondanti come una divinità in un tempio indiano. I dettagli anatomici sono fin troppo precisi, ma che cos'è questo oggetto? Oppure è un essere? E se lo è, cosa vuole da lui? Forse è proprio quello che Pardin sta facendo, essere portata al villaggio. Possibile che sia un angelo caduto dal cielo, un regalo dell'eclissi? Deve essere proprio questo, altrimenti perché piangeva quando l'ha salvata dal mare? Arrivato al villaggio, Pardin prende in braccio l'angelo caduto dal cielo e lo porta da sua madre, che lo mette a sedere su una seggiola di plastica nera, quasi fosse un piccolo trono. L'angelo ha lo sguardo fisso, sembra che veda tutto e tutti, senza osservare nessuno in particolare. La madre di Pardin pensa che forse l'angelo avrà freddo, non vorrà restare lì tutta nuda sulla seggiola, no? Allora la farcisce bene di stoffa, così sta seduta meglio. Poi, siccome è chiaramente un angelo femmina, la veste con una blusa rossa, le infila una giacchetta ricamata di rosa, poi un bel vestitino nero e le copre la testa con un hijab rosso annodato sotto il mento. Manca solo un anello e voilà! Sembra ancora più viva. La madre racconta alle amiche di questo dono venuto dal cielo, l'idolo della pelle bianca. Si sparge la voce nel villaggio di Calupapi. Le amiche vogliono vedere. Sono colpite da quello sguardo innocente, le sopracciglia fine, le belle labbra rosee. Piano piano l'intero villaggio vuole venire ad ammirare l'angelo piangente caduto dal cielo. Nelle isole vicine si viene a sapere del miracolo. Iniziano a esserci sempre più visite. In tanti navigano fino a Calupapi per adorare la dea delle acque.
La curiosità si metabolizza in un culto di devoti che portano la dea in processione su una barchetta. Eccola qua. Questa è la storia di una dea bella che scivolò nel mare da una stella, un angelo che piangeva quando è stato salvato da un pescatore. Questo è quanto viene a sapere Eru Pramukarno, il commissario della polizia locale. Da giorni girano voci sulle generose offerte che vengono portate all'angelo di Kalupapi. Pramukarno teme truffe e agitazioni, così inizia un'inchiesta per capire di cosa si tratta. Quando il commissario arriva al villaggio, lo portano subito a casa di Pardin. È ovvio che la polizia sia lì per la dea. Kalupapi è un villaggio molto remoto, racconterà poi il poliziotto con un certo imbarazzo. Non hanno internet e la gente non è al corrente di tanti aspetti della modernità. Come potevano sapere che si trattava di una bambola gonfiabile, di quelle che si trovano nei sex shop in città? L'angelo caduto dal cielo, a scanso di ulteriori equivoci, viene confiscato dal commissario e portato via da Kalupapi, sgonfiando così ogni teoria sulla sacralità dell'idolo sexy. A Kalupapi oggi hanno il Kim Wi-Fi Corner, un hotspot open space affacciato sul porto, segnale buono, velocità decente. Anche il caffè Ruma, nel nord dell'isola, adesso offre il Wi-Fi ai clienti, così Nita Unita, una cliente, dice: la nostra regione è molto ben collegata a internet, abbiamo aperto gli occhi verso il mondo. Così non cadranno più angeli dal cielo, ma solo dalla rete. Ora, questa bambola, se la vediamo ancora, questa bambola, per me, cioè, vabbè, è diventata un simbolo delle 4 storie, delle sezioni, dei 4 fenomeni che racconto in questo libro, perché è un rottame di plastica, inquina gli oceani, quindi ambiente, danneggia l'oceano. È un simbolo religioso, quindi religione, diventa anche un simbolo della superstizione locale, indonesiana, sciamanica o animista, però diciamo è anche un oggetto tecnologico, perché grazie alla plastica e all'invenzione tecnologica diventa uno strumento onanistico. E quindi subentra il ragionamento su come la tecnologia cambia la società, anche con un oggetto di questo genere, che è una delle tematiche di cui si parla nel libro. E quarto, poi, i diritti civili. Qui parliamo di una comunità di pescatori, di persone oppresse dalla situazione politica nella quale si trovano, e questo libro parla anche di questo. Quindi per me questo è diventato il totem con cui ho voluto iniziare il libro, perché mi ha ricordato, con un aneddoto bizzarro, con una storia laterale, strana, che trovi in una cronaca locale di un giornalino, che in realtà racchiude queste storie che parlano dell'Asia e di come è cambiata in questi 10 anni, e soprattutto di come è cambiata l'India. Prima di parlarvi del clima, dei diritti civili, delle religioni e della tecnologia, però io ho pensato che c'è un problema di sguardo, cioè bisogna analizzare prima chi guarda, cioè il nostro sguardo sull'Asia. Ed è per questo, come accennavano sia Alberto che Michele, parlando della parola orientale, giustamente, no? Che ho messo un po' in dubbio la nostra prospettiva, cioè il nostro continuo interrogarci su Occidente e Oriente, come fossero un confronto inevitabile. Ho voluto smontare proprio anche l'utilizzo delle parole, cioè dicendo che forse dovremmo anche smettere di usare questa parola, perché le parole stesse contengono la chiave dello stereotipo che è inciso nella nostra mente. Ed è così che ho cercato di scomporre quali sono un pochino i nostri pigri cascami nelle direzioni dello stereotipo, e come dicevi Michele giustamente, nelle nostre letture vengono rafforzati, come io nelle mie letture leggendo Kipling mi sono immaginato un'India
appunto alla Kipling, dove avrei incontrato Mowgli, e sono partito per l'India nel 2008 con un depuratore portatile con il quale avrei depurato le acque, non sarei certo morto disidratato nella giungla, quindi avevo un'immagine da safari ingenua, sciocca, che si è subito smontata appena sono arrivato in India, dove invece le bottigliette di acqua sono presenti purtroppo ovunque perché inquinano l'ambiente. E ho cominciato a scomporre il mio stereotipo, il mio modo pigro di vedere l'India. Ed è per questo che ho invitato i lettori all'inizio a cambiare prospettiva verso lo sguardo asiatico, perché gli stereotipi sono un lusso che secondo me non possiamo più permetterci in questa fase, visto quanto sta crescendo il potere asiatico, non cinese, perché anche lì la visione della Cina, ne parleremo dopo se volete, come potenza che si sostituisce agli Stati Uniti, per me è figlia anche questa di uno stereotipo. Perché sicuramente è una forza, però si impone in maniera diversa, asiatica. Allora ho cercato di raccontare questa storia asiatica dal punto di vista più asiatico possibile, avendo vissuto 10 anni in India, essendo all'interno di una famiglia indiana, e cercando di evitare tutti i tranelli del giornalista occidentale o del saggista occidentale, dell'osservatore occidentale, che cerca solo di vedere confermate le sue paure. Una delle tematiche che non sono riuscito ad evitare è stata quella del clima, perché abitiamo a Chennai, città, metropoli, 8 milioni di abitanti nel sud dell'India, nel Tamil Nadu. È diventata la capitale dei disastri ambientali in questi anni. Le peggiori alluvioni nei monsoni, i peggiori cicloni, seguiti dalla siccità. Io mi sono trovato a stare senza elettricità a casa dei suoceri, con difficoltà a trovare il cibo, con 1000 persone che morivano chiuse dentro casa con l'acqua che saliva alla gola. L'anno dopo arriva la siccità, non c'è più l'acqua, la mafia dell'acqua va a scavare nei pozzi dei poveri per rubare l'acqua ai poveri e venderli ai ricchi o regalarli gratis ai politici. Tutto questo innesca, direte voi, una rivoluzione? No, perché è l'India e quindi la storia è diversa, però innesca un disagio e innesca il rischio, e nei fatti anche, la migrazione. Lo fa in India e lo fa anche nel Bangladesh, dove le acque, quando cominciano a salire, portano via di casa, cioè costringono a fuggire di casa migliaia, se non milioni di famiglie. Questo spiega perché, oltre a quello che vedremo in seguito, ci sono così tanti signori del Bangladesh che rompono le scatole ai tavoli dei ristoranti a vendere le rose, che è una cosa molto fastidiosa ovviamente, però che va capita contestualmente per capire esattamente da dove arrivano questi signori con le loro famiglie, da che tipo di contesto. Il clima in India sappiamo, è ovvio che è sempre caldo, ma i dati dicono che pur essendoci dei miglioramenti nel gestire le emergenze, la situazione sta peggiorando, perché c'è un insieme di problemi che si creano: le migrazioni e l'inquinamento, non solo il riscaldamento globale. Quindi noi nella nostra spiaggia, come aneddoticamente, vediamo naturalmente sempre più plastica, sempre più tartarughe morte, ma sappiamo che il problema è anche politico, perché noi gli scarichiamo lì la nostra plastica, i nostri rifiuti, e loro, che stanno diventando un pochino più ricchi, un po' più benestanti, cominciano a rispedircele indietro, perché quando trovano in mezzo ai loro detriti, che dovrebbero essere riciclabili, delle arti umani e altre detriti che vengono invece dagli scarichi degli ospedali, che non dovrebbero essere esportati, allora i container cominciano a rimandarceli, per esempio. Lo fanno nelle Filippine, nella Malesia, lo fanno nello Sri Lanka. Ed è un problema che si presenta, che viene anche da continuare a vedere quel continente come un luogo di sfruttamento, che non vuole più essere, e ci creerà degli enormi problemi. Quindi parte dell'ambiente in India, per tornare all'esotismo che ho cercato di evitare nel nostro sguardo, sono gli animali, perché noi ce ne siamo accorti qui, voi ve ne siete accorti durante il lockdown, gli animali, appena gli uomini cominciano a scomparire, tornano, e quindi
l'orso sul carega, eccetera. In India ci sono tanti orsi sul carega perché c'è un problema diverso, che è quello dell'inurbamento. È qui dove si incrocia la prossima tematica, cioè quella che riguarda i diritti civili in un certo senso, con la tematica del clima. E quindi quindi usciamo lentamente dalla tematica del clima, parlando degli animali dell'India, parlando delle migliaia, 3000 di elefanti che ammazzano centinaia di persone ogni anno in India. Noi siamo abituati a dover difendere le specie in pericolo. Le tigri, mangiatrici di uomini. Certo è esotico, è bello, è divertente, ma è un problema concreto per decine di persone in India che vengono sbranate da questi animali. Allora racconto in un capitolo che la caccia alla tigre mangiatrice di uomini, che è esotico, che è interessante, vabbè, non si vive lì e sei una delle 14 vittime della tigre, naturalmente, è interessante per noi scoprire il nabab che spara alla tigre, ne ha fatto un reportage, lo ha pubblicato anche il venerdì, perché appunto di interesse per i lettori, ma dietro cosa c'è? C'è una storia che riguarda l'impoverimento di una parte della società, queste tribù di coltivatori di cotone che sono costretti dal fatto che non ci sono alternative per loro, a costruire nelle riserve naturali e quindi vanno a bloccare le vie di passaggio migratorie degli elefanti oppure entrano nelle zone di caccia della tigre e l'umanità, a contatto con gli umani, l'abbiamo scoperto con il Covid, i problemi esplodono subito. I diritti civili in India sono un problema sempre più grave in questi anni, in questi ultimi 6 anni. Purtroppo, nell'analizzare l'Asia e questo discorso sul il continente che sta emergendo, che sta diventando di nuovo il continente più forte del mondo, oltre che quello più popolato, si pensa, tanti analisti, anche osannati, pensano che si possa cominciare a chiudere un po' gli occhi sul fatto che magari alcune minoranze sono incarcerate, uccise, gli vengono tolti i diritti, la cittadinanza, perché la strada dello sviluppo è fatta così e quindi questo modello democratico occidentale è desueto e dobbiamo un po' abituarci e anche noi dovremmo andare in quella direzione se vogliamo. Questo si basa anche, secondo me, su un problema che riguarda il fatto che pensiamo che i diritti civili siano di proprietà dell'Occidente, come che vengono. Invece sono una proprietà mondiale, perché ci sono dei trattati dell'Organizzazione Nazionale dell'ONU, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per cui in realtà è una garanzia che viene data a tutti i cittadini del mondo. Ed è per questo che questa è la sezione per me più lunga e più importante per certi versi del libro, perché vedo che si comincia all'interno del grido del sovranismo e del nazionalismo a pensare che si possa chiudere gli occhi ovunque, ma in Asia, in Cina, in India, in Indonesia, in altri paesi, di fronte ai problemi dei diritti civili. In India problemi sui diritti civili da quando il signor Narendra Modi è andato al governo nel 2014 ce ne sono tanti e riguardano in primo luogo le donne. Le donne non sono mai state molto bene in India in questi decenni, non è che all'improvviso le cose siano peggiorate, ma sono peggiorate su un livello di una condizione già pessima. Ma siamo arrivati al punto che la Thomson Reuters, e non lo dico io, appunto, decreta con diversi parametri, violenza sessuale, incapacità di guadagnare tanto quanto l'uomo, quello c'è anche in Italia e nel resto del mondo, ma anche il fatto che le donne sono invitate a non lavorare più dai mariti, quindi lavorano sempre di meno, proprio perché per questioni tradizionali fondamentaliste gli viene chiesto di lavorare di meno e lavorano di meno, e quindi l'India diventa il peggior paese al mondo per le donne, ufficialmente, dove vivo io. E quindi sappiamo, già le storie le sappiamo, le donne uccise perché per la dote, così il marito può risposarsi e riavere la dote, bruciate vive.
le bambine, i feti, sappiamo che in India non si può fare il test per sapere il sesso del nascituro, perché se è donna è più facile che i genitori vogliano abortire per avere solo figli maschi. Però si riesce a fare i test di nascosto pagando con la corruzione e le bambine vengono uccise prima ancora di nascere. Quindi sappiamo, cioè, chi ha un minimo di conoscenza dell'India o dell'Asia sa che succedono queste cose, come succedono anche, come racconto io, ancora la caccia alle streghe, cioè proprio come la stria che c'è qua a gennaio, a Requaro, in questi monti, solo che lì le bruciano davvero le donne, fanno un processo e le bruciano vive con l'accusa di stregoneria. Vai a scavare come ho fatto io e vai a indagare, trovi le associazioni che si occupano di queste cose e scopri che dietro ci sono sempre i soldi, e cioè che c'è una vedova che ha ereditato qualche terreno e si trova il modo di trovare uno stregone che dice che il problema delle malattie dei bambini nel villaggio sono quella signora lì, si fa un breve processo, si brucia e le si rubano i terreni, e questo succede a centinaia di donne in India. Allora, l'orrore. Però quello che voglio raccontare, oltre a questo, è che l'India non è solo quello. L'India è sempre la solita patria delle contraddizioni. Quindi c'è questo, ma c'è anche un potere al femminile, come questa signora che vediamo qua, che non ha paragoni neanche in Italia, perché in India hanno avuto un primo ministro donna, Indira Gandhi. Hanno una donna italiana che è la donna più potente della politica indiana, Sonia Gandhi, una vicentina, di famiglia vicentina, Sonia Maino si chiamava, poi il papà è andato nella periferia di Torino, ha sposato Sonia Rajiv Gandhi, ed è diventata la donna più potente in India, lo è tuttora, anche se è tuttora la presidente del Congress Party, ed è la donna più potente in India, che è un paese, quinta potenza industriale mondiale, 1.400.000.000 di abitanti. In Italia non abbiamo neanche una direttrice di un quotidiano importante nazionale donna, ecco, per dire. Quindi, cioè, quando vediamo l'orrore delle donne in India, io cerco di ricordare sempre, poi quando parliamo del potere femminile, però l'Italia deve fare ancora tanta strada. Però in India invece ci sono delle donne, oltre a Indira Gandhi, Sonia Gandhi e questa dinastia, ci sono delle donne che comandano in stati enormi, da 280 milioni, o il Tamil Nadu, dove abitiamo io e Tisciani, che ha 70 milioni di abitanti più dell'Italia. Ci sono personaggi come questi, non stinchi di santo, corrotti, che finiscono in prigione, che appena perdono le elezioni o vincono le elezioni mandano in prigione l'avversario, quindi non una democrazia così pulita come ci viene detto. Però this boss lady has proven, ecco, questa signora ha dimostrato che una donna in India non ha bisogno di un padre, di un marito e di un figlio per farcela in grande da sola. Vabbè, lì è stata idolatrata, l'hanno chiamata Batwoman perché girava con un mantello a prova di proiettili, perché ovviamente la volevano anche uccidere, ma è solo un esempio della resilienza, della forza delle donne indiane, che resistono quindi, no, a questo maschilismo, a questa oppressione. Tanto che quando gli viene impedito di visitare un tempio indù come a Sabarimala, nonostante la Corte Suprema decida che le donne debbano entrare, si mettono in 5 milioni a tenersi per mano nel Kerala per protesta, e riescono poi a entrare nel tempio. Racconto queste storie di streghe, di differenze salariali, di potere delle donne, andando anche a visitare un po' di società matriarcali, perché poi dopo nell'Himalaya ci sono invece delle società dove comandano solo le donne, dove il cognome del figlio viene dalla madre e non dal padre. Quindi ci sono anche degli esempi più estremi, antropologicamente interessanti, di antico matriarcato e di nuovo matriarcato, dove le suore studiano il Kung Fu, per esempio, per difendersi, e vivono in monasteri dove fanno dei corsi di autodifesa. Tornando in India, nell'India del Nord, più oscura, più terribile, dove invece per le donne è pericoloso, ci sono i treni apposta solo per le donne, ci sono i poliziotti, le pattuglie di polizia fatte solo da donne per prendere le donne criminali, quindi c'è una divisione e c'è, mentre c'è una regressione imposta un po' dalla cultura del governo fondamentalista di cui ora vi racconto, ci sono anche dei passi avanti, grazie proprio alla Corte Suprema, che, anticipando Papa Francesco, l'anno scorso ha già abolito la legge 377 che diceva che l'omosessualità
era punibile con 10 anni di prigione. E quindi mentre si impongono i fondamentalisti in India con la famiglia patriarcale e dicono che le donne devono stare a casa e non devono lavorare, e soprattutto che non bisogna sposarsi con caste e religioni diverse, nel frattempo la Corte Suprema abolisce una vecchissima legge dell'epoca dell'impero britannico e fa all'improvviso